Tre Quadri sono ancora all'asta, lo ricordiamo, per acquistare un'ambulanza, per per contribuire all'acquisto, forse è meglio dire, di un'ambulanza per la Pulisoccorso. E poi qui abbiamo aperto proprio con Turi Spada, eccolo qui, già all'opera. Già mi sembra di intravedere un candeliere che... Quanti? Tre candelieri sono in preparazione. Bene, allora Franco, i Tre Quadri di oggi verranno devoluti alla vostra associazione. La vostra associazione è importantissima qui a Latte Dolce, perché comunque è un punto di incontro tra i giovani, un'associazione che nasce per i ragazzi, nasce un po' di anni fa, nel 2000. È un'associazione composta da 45 persone, 12 che fanno parte del direttivo. Come nasce l'idea di creare un'associazione per Latte Dolce, un'associazione di questo tipo? L'idea è nata da vecchi componenti dal vecchio comitato, che non volendo lasciare le tradizioni popolari che c'erano qua nel quartiere per quanto riguarda la festa, mi hanno chiesto di parteciparvi anche io, che non facevo parte del comitato. Io come mia contropartita ho chiesto che non bisognava lavorare soltanto per quanto riguarda la festa, ma anche durante l'anno per tutti i giovani del quartiere, dare un input in più di quello che riguarda la vita quotidiana, per quanto riguarda divertimenti, che adesso non... Certo, molte cose che non mi vengono. però abbiamo il signor Losengo qua che mi sembra che è triste, che c'hai, è un po' triste, che gli è successo? No, niente di particolare. Emozionato. No, ma la vedo un po', è lì assorto. Ascolto quello che dicono gli altri, mi interessa un po' a sentire più che altro e giudicare magari dopo.